Al via la terza corsa dall'Arcoveggio, confronto per cavalli di 2 anni, sono 8 al via, 1 Chanel Trio, 2 Champagne Fior, 3 Loyal Cash, 4 Carastella, 5 Capriccio FB, 6 Crisper, seconda linea, 7 Cash Eagle Fass, 8 Cruso dei Greppi. I favori sono per Chanel Trio in chiusura, numero 1 Marco Stefani, alternativa principale Loyal Cash e Cash Eagle Fass. Macchina che accelera, stacca in questo momento la velocità iniziale di Carastella che sopravanza Champagne Fior, mentre è rimasta fuori corsa praticamente Crisper. Nel giro di 150 metri scarsi sfila Carastella, ma all'esterno arriva Capriccio FB che va a chiedere strada dopo 200 metri in 15,5 e la ottiene. Meno di 300 ed è leader quindi Capriccio FB nei confronti di Carastella, mentre in terza posizione rimane Champagne Fior. Muove Royal Cash. Numero 6, La squalifica intanto per Crisper, 400 squalificato. metri in 31,2, avanza a largo anche Cash Eagle Fass che segue direttamente le mosse di Loyal Cash. Più indietro invece Chanel Trio alla corda. Completamento dei primi 600 di gara in 47,6. In vantaggio si presenta Capriccio FB davanti alle tribune, in seconda posizione Carastella, all'esterno è sempre Loyal Cash che si trascina Cash Eagle Fass, 800 iniziali. Nell'ordine dell'1 e 3 muove a questo punto anche Chanel Trio che ha lasciato la corda, va in terza pariglia esterna. Ma al comando rimane tranquillamente Capriccio FB, ora si avvicina Loyal Cash che arriva al sediolo di Capriccio Numero FB 2, dopo un chilometro Champagne 1,18,6. squalificato. La per Champagne Fior intanto. L'attacco ora di Loyal Cash, prendono un po' di vantaggio i primi due. Al paletto dei 400 metri finali, sempre Capriccio FB a condurre. In seconda posizione all'esterno Loyal Cash, lungo la corda rimane Carastella, a largo c'è Chanel Trio che si ingamba. Insiste intanto Loyal Cash che va all'attacco di Capriccio e sembra poterne disporre all'ingresso in retta d'arrivo. A centropista però c'è Chanel Trio che scatta. Chanel Trio con le energie migliori scatta nel finale per vincere agevolmente. Chanel Trio nei confronti di Loyal Cash al terzo. Ancora Capriccio FB controlla Carastella. 1,18,1 con 31,5 a chiudere, ma vittoria veramente agevole per Chanel Trio che attende gli ultimi 350 metri praticamente per scattare. Sull'ultima curva interviene Chanel Trio in retta d'arrivo, piazza lo speed vincente. Marco Stefani per conto della ditta Favaron Leoni, la quota al totalizzatore da favorita di 1,82. Chanel Trio, Marco Stefani.